Fatemi capire perché non ho capito. Una tradizione contadina mandata in fumo prima ancora di accenderla? Da Roma, cari operatori della campagna, no good news to you. Lo Stato ci impone lo stop al classico del periodo, la bruciatura di sterpi, rovi e rami secchi perché inquinano. Una legge ad hoc per la terra dei fuochi, un punto nero denso di fumo dell'extraterritorialità dove la sovranità dello Stato centrale, dai tempi di Garibaldi, viene superata per la sua specialità de facto, ma mai de jure. Sotto il Volturno, linea Gustav, comanda un altro Stato, il famoso territorio libero D, personalizzato in base alla località prescelta, dove chi comanda si gestisce, decide e legifera in base al suo credo, infischiandosene di quello che viene ufficialmente espletato dopo iter parlamentare. Nella terra dei fuochi si continua a operare, mentre nella terra dei cachi, il Friuli, si paga con gli interessi perché colui che ha la legge dalla parte del manico non si scotta. Se a qualcuno di voi viene la sciagurata idea di bruciare le sterpaglie e i rami secchi affini, nel giro di pochi minuti si troverà il vigile, il quale, meglio di Niki Lauda, sfreccerà davanti a voi verbale e denuncia. Attenzione, perché si rischia, non è uno scherzo, da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di galera. Una domanda al legislatore, da semplice cronista a cui il voyeurismo non si addice. Bruciare legna nel cortile o bruciarla nella stufa, il fumo sempre in aria va a finire, dunque si inquina, a breve ci impedirete di usare le stufe a legna? Aveva ragione Trilussa a scrivere che lo struzzo magna più del necessario perché se crede un alto funzionario. Siamo in Italia dove tutto è possibile e niente impossibile. Continuano a ritmo serrato le tappe nell'est Europa della mostra itinerante lungo la via dei Patriarchi, intitolata Aquileia crocevia dell'Impero Romano, che sta riscuotendo un notevole apprezzamento. Dopo Praga e Ostrava, nel capoluogo della regione Moravia-Slesia, nella Repubblica Ceca, nel cui museo la mostra promossa dall'Associazione Culturale Mitteleuropa in collaborazione con la provincia di Udine e la regione Friuli-Venezia Giulia, è stata visitata fino al 21 marzo. L'evento sta per approdare a Kromeritz, vicino a Zlin, capitale della regione Moravia. L'inaugurazione si terrà proprio nella giornata dedicata alla festa del Friuli, il 3 aprile, nel foyer della Casa della Cultura alle 18 e la rassegna resterà visibile fino al 29 maggio. La mostra itinerante è realizzata in collaborazione con il Centro del Turismo della Moravia Orientale, in collaborazione con l'associazione Cammino Culturale Europeo dei Santi Cirillo e Metodio. La mostra itinerante contribuisce a realizzare una promozione internazionale di indubbio valore, non solo di Aquileia, ma dell'intero Friuli Venezia Giulia, diffondendo la storia del patriarcato con l'escursus fra mosaici, ambre, gioielli e gemme incise e mettendo in luce i rapporti fra Aquileia, il Baltico, la Pannonia e il Mediterraneo. Affresco messo in luce dal presidente della provincia di Udine, l'onorevole Pietro Fontanini, e dal vicepresidente nonché assessore al turismo, Franco Mattiussi. Gorizia ha reso l'ultimo omaggio a Giancarlo Pozzo, lo storico patron della Pro, azionista dell'Udinese Calcio e imprenditore. La famiglia al completo, con l'inseparabile compagna di una vita, Magda, e il fratello Giampaolo. L'Udinese e la Pro Gorizia erano presenti con alcuni giocatori e dirigenti del settore giovanile, con tanto di gonfalone. Affollato il Sagrato del Duomo, la presenza di numerosi dirigenti sportivi regionali, autorità politiche, religiose e semplici cittadini che gli hanno tributato il loro ultimo saluto. Un friulano doc, il fratello di mezzo tra Gianfranco e Giampaolo, era un falso burbero con un debole per gli anziani e i bambini, un numero 10, genio e sregolatezza. 77 anni vissuti di corsa tra alti, tanti, e bassi, si contano sulle dita di una mano monca. Goriziano per caso, una vita tra la Freud, l'azienda di famiglia di cui era il dottor Sottile, cioè la mente più ispirata, e il calcio. All'Udinese fino ai primi anni 90 era il team manager generale, una sorta di segretario particolare, in cerca di novità per stupire, sempre a caccia di abbonamenti, sapeva meglio di tutti come arrivare al cuore dei tifosi. Fu lui a riavvicinare prima e a rafforzare dopo il legame tra il tifo organizzato e il fratello. A Gorizia, come l'Araba Fenice, fece risorgere dalle ceneri la Pro, rimettendo in piedi quel che ne restava, portandola ai vertici del calcio dilettanti interregionale, sfiorando in più occasioni il salto in Serie C. Il suo intuito e merito di far esordire come tecnico Gigi Del Neri alle ultime pedate sul rettangolo verde e di sfornare volti nuovi per il calcio di casa nostra. Assessore Romano, le nubi nere in vista all'orizzonte segnalano l'arrivo del prossimo temporale oppure aspettiamo a cospargerci il capo di cenere?
Diciamo che per la sanità forse non si presenta tanto grigio il futuro come in altre situazioni, però bisogna parlare di razionalizzazione. Io sono convinta che in un territorio come il Friuli Venezia Giulia, con 1.200.000 abitanti, 19 ortopedie sono tante, ma sono tante anche 2 cliniche universitarie. Se noi facciamo un confronto con il vicino Veneto, 2.800.000 o 2.400.000 abitanti, c'è un'unica clinica universitaria. Quindi io non parlo né di chiudere né di togliere in alcuni settori, però razionalizzare. Razionalizzare non vuol dire cominciare a razionalizzare solamente nei piccoli territori. Bisogna fare un ragionamento in grande, cioè quindi cominciare a razionalizzare, vedere i doppioni, anche i doppioni che sono negli stessi ospedali, perché tutti quanti sappiamo ad esempio che Trieste ha 2 ortopedie, una a Catinara e una al Maggiore. Forse le razionalizzazioni dovrebbero iniziare da lì. Non voglio puntare il dito su Trieste perché potrei fare 1000 altri esempi sulle cliniche universitarie o quant'altro, però che non si punti il dito sempre e solamente sui piccoli ospedali. Premessa, non si tratta di una puntata di Giochi senza frontiere, ma del nuovo incrocio, chiamiamolo così, appena realizzato al bivio della strada di Oselin, in comune di Remanzacco. La messa in sicurezza si è resa necessaria dopo la soppressione del vecchio incrocio tra la strada statale 54 e la provinciale di Salta, sostituito dalla rotatoria con tanto di costruzione della nuova variante sulla direttrice Udine-Cividale. Come sempre, una volta sorto il problema, in questo paese, cioè l'Italia, si cerca di rattoppare le cose a metà, restando in tema senza soluzione di continuità. Non serve essere dei geni o provetti ingegneri per capire e vedere cosa è emerso. Il vecchio segmento stradale era pericoloso, la conformità tra le 2 arterie e la linea ferroviaria non permetteva il giusto equilibrio all'epoca, immaginarsi oggi con l'attuale volume di traffico. Dopo il declassamento della 54 tra le 2 rotatorie sorte nell'area commerciale e industriale ovest di Remanzacco, mancava l'ultimo tassello per completare il puzzle. Ora è venuta alla luce tale soluzione. Come dimostrano le nostre immagini registrate alle ore 13 del 28 marzo anno del Signore 2014, secondo il calendario gregoriano, il rischio di collisione è decisamente aumentato, non solo per colpa del fil rouge, mettendo ancora una volta in pratica come le soluzioni tampone e monche non siano state cancellate dal DNA. Non resta che dire: Attention, 3, 2, 1...